Buongiorno, sono Mocha Ingrassia, faccio parte della redazione della scuola di ristorazione del DF Valdobbiadene e oggi abbiamo fatto un'intervista ad Agnese Sonato, che è una divulgatrice scientifica e la creatrice della rivista Planck. La professoressa Sonato ci ha insegnato e ci ha fatto vedere dei grandi scienziati che hanno cambiato la storia. A noi ci ha proprio colpito il discorso delle donne sulla scienza, perché ha detto che noi donne non dobbiamo mai mollare e sempre continuare, dobbiamo andare sempre avanti, spingerci più in là. È veramente un'ottima idea perché innanzitutto abbiamo visto un altro punto di vista e soprattutto abbiamo visto una donna che è riuscita a lottare davanti a moltissime difficoltà che sono state poste da una società che ha delle idee sbagliate, che mette la donna in ultimo piano e che soprattutto già il mondo della scienza è un mondo veramente complicato e vasto, molto misterioso. Secondo noi il mondo della scuola non riesce a stare al passo a quello scientifico. Cosa ne pensa al riguardo? Allora, la scuola comunque secondo me, ha come obiettivo non per forza quello di formare sulle ultime scoperte e le ultime, questo è il mio parere personale, innovazioni scientifiche. Certo, è bello, è importante darlo, eccetera, però la scuola comunque ha anche come obiettivo quello di dare degli strumenti di base che possano permettere di avere un pensiero scientifico, quindi di capire il metodo scientifico, che il metodo scientifico tra l'altro vale nella scienza come vale tutti i giorni, cioè formulo in qualsiasi cosa, non per forza scientifico, e non per forza scientifica. Quindi dare un metodo, dare delle competenze di base che permettano di appunto sviluppare un pensiero scientifico, anche un pensiero critico, e che permetta anche di comprendere problemi complessi, imprevedibili, come quello del coronavirus. Quindi ha come obiettivo intanto quello di fornire degli strumenti adeguati, strumenti che insegnando la scienza di base, se vogliamo, ci sono, possono essere dati. Sul problema di non stare al passo col progresso scientifico, quello che uno dovrebbe fare è un po' rivedere se vogliamo, i programmi, anche se è una cosa un po' complicata, perché appunto se uno punta a dare se come obiettivo io mi pongo a dare degli strumenti ai miei studenti per comprendere i fenomeni scientifici, appunto sviluppare questo pensiero scientifico, non è detto mi serva arrivare fino all'ultimo progresso nella scienza. Quella è una cosa che si può fare come approfondimento, magari anche chiedendo a degli altri esperti, facendo dei corsi di formazione in più, eccetera. Io però appunto non mi metto questo come obiettivo, anche quando faccio io cioè non sono sicurissima che l'obiettivo della scuola sia per forza comunicare l'ultima novità, ecco. Deve essere in grado di fornire degli strumenti che aiutino a comprendere l'ultima novità, questo sì. Volevo chiederle se, insomma, in base alla sua opinione, se la scienza e la religione sono compatibili. Quello che uno fa quando si occupa uno scienziato, uno che si occupa di materie scientifiche può benissimo essere religioso di qualsiasi religione. La cosa fondamentale della scienza secondo me è questa, è il metodo e riconoscere che di fronte a una domanda si può rispondere, se ci si può rispondere, perché poi ad alcune ancora non ci si può rispondere, partendo da delle prove. Questa è la cosa fondamentale, che secondo me non è incompatibile con nient'altro. Riconosciuta questa cosa qui, allora tutto il resto sono aspetti, le credenze che hanno le persone singole, che può essere veramente qualsiasi tipo di religione, sono un'altra cosa. Perché la scienza è questo, mi pongo una domanda, formulo una possibile risposta a una teoria, per verificare se è vera faccio delle prove e lì devo essere io, cioè funzionano, confermano la teoria, sì, allora quella teoria è vera, non la confermano, no, allora riprovo finché non trovo delle prove che mi portino a spiegare quel fenomeno su cui mi stavo interrogando. E questa cosa qui è una cosa che appunto va a prescindere dal metodo scientifico dalle credenze personali ed è una cosa che va anche tenuta distante. Certo, alcuni temi magari
sono un po' più controversi, però secondo me bisogna stare attenti a non confondere le due cose, insomma, imparare anche a conviverci e il riconoscere come funziona la scienza e il metodo scientifico, secondo me è un po' la chiave che può risolvere questo.